il comandante veneziano American Airlines Arena, gara 3, siamo 1-1, Fiore dobbiamo assolutamente mantenere il fattore campo e vincere le 2 gare in casa per andare sul 3-1 e spaccare il culo ai Clippers e vincere sto anello perché non ho mai vinto alla seconda stagione. Incredibile, non lo sarei mai aspettato. Mi ha fatto una gran vittoria, lo sapevo subito Paul e vaffanculo, però dai, ecco, queste sono le cose che odio, inizia già così. Scatroia, dai, come. E buono, e subito come Bosch la premiata ditta colpisce. Dai ragazzi, bisogna marcare lo stronzo di Paul. Occhio Griffin sono 2 punti facili, invece no, è God. Non dobbiamo subire parziali all'inizio, è fondamentale fare una buona partenza. Bosch, Winslow, come ancora per Bosch, ah, peccato. Parlo di Bosch, ma dai, ma per cortesia. I Clippers hanno perso la finale con i Bulls nella carriera comediana nella prima stagione con Paul Gasol, MVP delle finali 4-2 per Chicago. Quest'anno li abbiamo eliminati noi, Chicago addirittura 4-0. Qua Paul fa un numero. Dopo la sbaglia però, Chris. Vai dalla media. No, come no, sti errori chi vai a fare in culo però, dai. Eri da solo Christiansen, se la mette Pierce. Madonna, quanti errori in questo inizio di partita, ragazzi. Quanti errori. Orrori. Wade. Il cume molto marcato. Niente, altro errore. Siamo partiti di merda. Griffin si gira alla grande e il cume ancora rimbalza, bravo. Ma quanti errori, signori. Da 3. Oh, yes! Solo rete! Bravo Kuma. Pierce. Qua Paul fa un bel numero. Però la sbaglia ancora, incredibile. Errore ancora di Paul. E il Kume, guarda cosa fa il Kume per Bosch. Signori, Bosch Kume, la premiata ditta. Qua Pierce ha brutto questo. Infatti lo sapevo. Lo sapevo. Dai Kume. Mamma mia, so di averla persa, grandissimo. Mi è andata anche di culo, qua, però con tutta onestà. Bravi ragazzi comunque. Però la difesa, non sarò fortissimo io, ma è il punto debole anche della mia squadra, perché prendiamo di quei canestri a volte. No, ma era per Bosch, madonna, quando sono ste robe. Come bravo, un tiro impossibile. Infatti, erroraccio, troppo corto. Qualcuno è caso, non si capisce perché. Tutti i rimbalzi, ecco, queste sono le robe che non accetto. Quando la computer deve segnare, tutti i rimbalzi prendi, anche quelli impossibili. Va bene, ecco, mangiami il pacco. Bravi fiori, dai. Qua Paul mi si libera bene di veneziano. Cosa vuole tirare da là? Paul però, signori, è una roba devastante. È migliorato tanto anche lui dalla stagione di playoff, Non giocare con il nostro pick in cume. No, è per Bosch, ma Dio Cristo! Madonna, sti controlli di merda. Ancora, era vaffanculo. Meno male che l'ha messa comunque, però che cazzo, 2 volte che la do a Bosch e la dà a Winslow. Dai fiori. Fallo di Whiteside. Ma sbagliare a -1.
Ma la partita veramente si gioca sul filo, punto a punto, come al solito. Come sempre. Beh, la finale d'altronde è difficile che sia troppo... Buonissimo. No, speravo nel missilazzo di Bosch. No, Wade, ha già fatto un attacco orribile, Wade, un coglionazzo. Beh, Redick da solo, pure. Redick di merda. Mamma che passaggio all'indietro del Cume. Che... Una madonna. Vai, Wade, questo è un cioccolatino. Yes! E mangiatemi il pacco, Clippers del cavolo. Siamo all'inizio del terzo quarto, fioi. Perdiamo di 3. Bravo, Cume, molto bene. 17 punti, 2 rimbalzi, 11 assist, 3 palle recuperate. Stiamo giocando come sempre un basket ad alta quota, ad alto livello. Per una partita veramente che si gioca... Perdavamo anche di 11, Quindi abbiamo fatto una grande rimonta. Attenzione Paul, però. Cioè, è che posso marcarlo solo io. Aperto che non ne sbaglia una, però, cioè, veramente. Non ne sbagliano una. Meno male che guarda cosa ha fatto il Cume, ragazzi. Ha fatto una roba qua. Perdiamo di 2. Dai, loro non ti perdonano niente. Cioè, dopo però i miei sbagliano da soli. È quello che non sopporto. Dai, Paul di merda. Redick. Ma che sporo. Cioè... Questi si inventano cose impossibili. No, ecco, questi sono gli errori che non concepisco. Faccio 30 cose belle e dopo sbaglio quando non devo sbagliare. Non possiamo andare oltre i 6 di punti di differenza. Certo che è uno stress, ragazzi. Queste finali NBA sono uno stress incredibile. Dai, madonna del signor, muovite, coglion. Ok, Pierce. Ma non può mettere anche questa, eccola qua. Adesso qua siamo nella fase dove devono mettere tutto. Dio Cristo. Adesso sbaglia 2 tiri liberi, sicuro che li sbaglia. Dai, per piacere, mettili è fondamentale che li metti tutti e 2. Ma guarda che roba, ma dai. Ah, sarà quasi impossibile vincere gara 3. Ho già capito come deve andare. Dobbiamo fare un'impresa disperata. Ma no, ma perché, Dio Cristo? Dai, cazzo. E vaffanculo. La prende chiaramente lui. Oddio, che nervi. No, ho stoppato Paul così e lui la mette. Eccola qua. Oh, ragazzi, dopo ditemi che sbaglio. Cioè, dopo veramente voglio capire se sbaglio, perché è pazzesco, è pauroso. Io capisco che sono giochi, anche il più bel gioco in assoluto sportivo. Ho vinto anche il gioco più bello 2015, però hanno sempre sta roba che non la sopporto. Quando il computer deve vincere, devi fare 1000 miracoli. Meno male che c'è un Cume in grande spolvero, meno male. Però le dura, ragazzi. Guarda, i miei che dormono. Che dai, cazzo, bisogna farlo questo però, No, Bosch, da là è difficilissima, Chris. Giampaolone Bosch. Torniamo a -2. Dobbiamo sconfiggere noi il sistema. Anche se la partita è chiaramente indirizzata. Era Griffin da solo, non era mio. Ma fanculo, merde. Come sta salendo in cattedra. Fallaccio, Griffin. Non si riusciamo ad andare su 62 pari. Buon libero.
E buon libero. Ragazzi, perdevamo di 13, siamo in vantaggio di 35 punti, 15 assist, 5 rimbalzi, 4 palle recuperate. Ho fatto finora una partita devastante, non so neanche io come l'abbiamo recuperato. Fa il culo, 13 punti comunque, 13 punti di svantaggio recuperati, qualcosa di incredibile all'American Airlines Arena. Qualsiasi cosa succede deve fare una impresa, Non abboccano le finte del Kuma. C'è tensione, si vede. Bravo, Kuma, ti prego. Sì! Mamma che partita del Kuma, però anche Bosch aveva tutti devastanti. Cosa ho recuperato, Fioi? Anche 2 stoppate ho fatto veramente una partita completa sotto tutti i punti di vista. Non so cosa devo fare, Fioi, per vincere sta gara. Da meno 13, Fioi. Terzo quarto orribile. E il Kuma penna che rimbalzo. Relax. Freddissimo il Kuma, glaciale, però non mi dà la garanzia di niente perché 100 dei liberi, 100% dei liberi, ne ho tirati tipo 20 liberi ho tirato. Guarda che partita che ho fatto. E qua adesso cioè al 90% la segno. Devo stare molto attento. Non ancora overtime come gara 1. Speriamo, dai, speriamo. Vediamo se almeno vado all'overtime. Overtime, incredibile signore. Overtime, secondi, overtime dopo gara 1. Mamma mia, incredibile sta serie, sta finale pazzesca, Solo il Kuma fa queste serie comunque, che fino all'ultimo secondo. Buono. Su calma ragazzi, per l'Everton l'abbiamo perso in gara 1, qua dobbiamo vincerli. Ecco, calma un cazzo. Abbiamo persi anche male in gara 1. E Dio Cristo, però, ma dai. E loro chiaramente non sbagliano 2 volte. Certo che avevamo una sfiga, però, Dio Cristo. Vuoi come? Qua ho voluto far troppo da solo. Certo che però loro, è pauroso. Io posso anche sbagliare, ma loro non ne sbagliano mezza nell'overtime. È un brutto parziale, abbiamo preso l'overtime 4 di parziale, tanto. Non era per lui, ma porco 2. Manco male, dai. Dai venezianetto, dai venezianetto. Oh, era uscito, no, era infrazione di campo, ma dai. Certo che a Paul, 5 fallo, ai. A Paul li fischiano tutto comunque, è una roba vergognosa, ma fanculo, merda. A Paul li fischiano veramente tutto. Un possesso pieno per i Clippers. Ok, volevo il fallo, così anche Paul ha 4 falli comunque. Yes. 16 tiri liberi consecutivi ho tirato per adesso. Perdiamo solo di 1. No, gli overtime un punto può essere anche tantissimo, No, non fare. Sono posso anche più rischiare, cazzo. No, mi ha pazzesco. Vabbè ragazzi. Sì, abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Non ci voglio credere. Grandi ragazzi, saluto dal comandante veneziano, godo come un riccio. Ciao!